caratteri identitari di questo territorio sono riconosciuti, sono davvero unici, da tanto che hanno meritato anche il riconoscimento di UNESCO e noi ne siamo molto fieri. Dialoghi a Colbria 2025, partendo proprio dall'esigenza di coinvolgere il pubblico giovanile, ha individuato fondamentalmente tre temi, tre filoni sempre legati al paesaggio. Il primo evento, che si è svolto il 6 giugno, era un Poetry Slam, quindi ha visto la partecipazione di giovani studenti che si sono cimentati nella creazione di poesie ispirate al paesaggio ed è stato estremamente interessante per la profondità che hanno dimostrato questi ragazzi, per la viva partecipazione. In parallelo si è svolto anche un laboratorio di creazione di immagine. Il secondo, altrettanto interessante, ha visto la partecipazione del duo Frammenti, che ha performato della musica partendo dai suoni di questo luogo e quindi una cosa particolare, specifica, inedita, proprio legata a questo territorio, e anche qui la partecipazione dei giovani è stata sorprendente, anche perché poi c'è stato un talk condotto da Tommaso Antiga con la lettura di spunti, di brani estremamente interessanti sul paesaggio e sul territorio, che ci hanno fatto capire la profondità di questi ragazzi e anche la maturità. Il terzo e ultimo, che si sta svolgendo questa sera, ha visto la partecipazione, il coinvolgimento del FAI, sezione giovani di Treviso, al quale quindi siamo estremamente grati per il coinvolgimento, e quindi un approccio al paesaggio, uno sguardo critico ma costruttivo nello stesso tempo. Siamo estremamente soddisfatti perché abbiamo raggiunto l'obiettivo e abbiamo capito fondamentalmente che è un processo che deve proseguire, ma dobbiamo andare avanti insieme a questi ragazzi, senza fare della nostra memoria un mausoleo, coinvolgendoli e creando qualcosa di prospettico che va governato. Ecco, abbiamo raccolto degli spunti veramente interessantissimi. Spesso il paesaggio del Prosecco viene confuso con quello della grande produzione, quindi è importante che si renda consapevoli le persone di quello che è il reale paesaggio e che è parte della nostra storia. Quanto sono importanti eventi come questi per avvicinare i giovani alla bellezza del territorio? Sono molto importanti per la possibilità di portare le persone all'interno del territorio, per immergersi in questo paesaggio che è così importante per la nostra identità.